Realizziamo oggi i coniglietti di Pasqua nella ricetta tradizionale sarda. Qua potete utilizzare qualsiasi tipo di formina, chiaramente, ma tradizionalmente in Sardegna si utilizzano delle forme di animaletto per questo genere di biscotto, quindi ad esempio il coniglio oppure l'agnellino, che è ancora più tradizionale, e noi in questo caso abbiamo scelto di realizzare dei coniglietti. Allora, ci servirà la scorza di 2 limoni biologici, 40 g di strutto, circa 500 g di farina, poi andremo a regolarci durante la lavorazione, la punta di un cucchiaio di ammoniaca, di un cucchiaino di ammoniaca e la punta di un cucchiaino di lievito per dolci vanigliato, e quindi 4 uova intere e 3 tuorli. Lavoreremo tutto in sascivedda con la tradizionale lavorazione sarda. Allora, abbiamo aggiunto nella scivedda la farina, la scorza di limone, come vedete. Aggiungiamo subito la punta di un cucchiaino di ammoniaca, aggiungiamo direttamente, mettiamo da parte, e poi aggiungiamo anche la punta di un cucchiaino di lievito per dolci chimico vanigliato. Ecco qui. Quello che abbiamo conservato, chiaramente quello va conservato, non si spreca niente, se lo conservate per bene e sigillate bene i pacchetti non andrà a male. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, ma proprio un pizzico, così, e cominciamo aggiungendo le uova, che sono, come vi ho detto, 4 uova intere e 3 tuorli. Andiamo ad aggiungere direttamente così e cominciamo la lavorazione. Lavoriamo con le mani, come si faceva una volta. Poi in ultimo, una volta che saranno tutto incorporato, andiamo ad aggiungere anche lo strutto. Pazienza e lavorazione manuale, e anche un antistress. È parecchio appiccicoso all'inizio, quindi non fatevi impressionare. Però continuate così a incorporare con calma. Direi che a questo punto possiamo cominciare ad aggiungere lo strutto. Aggiungetelo così a pezzi e piano piano lo incorporate, continuando a lavorare. Ma è lavato questo? No. E va lavorato bene, Allora, giunti a questo punto, l'impasto è ancora morbido ed è parecchio appiccicoso, quindi andiamo a lavorarlo sulla spianatoia e daremo quindi un velo di farina sotto e sopra, in modo da poterlo lavorare comodamente, e l'impasto prenderà poi la farina che serve, quindi quando vedete che smette di essere appiccicoso è quello il momento in cui dovete smettere di aggiungere farina. Continuiamo però a lavorare energicamente come se fosse un pane, quindi ci vuole una lavorazione meccanica molto energica qui. Quindi un po' di farina sul banco di lavoro, prendiamo il nostro impasto e cominciamo a lavorarlo così. E poi pian piano, se vedete che serve, aggiungete farina, ma non dovete esagerare, mi raccomando. La lavorazione deve essere questa. Come vedete, questo è il movimento. Poi, volendo, potete utilizzare anche il movimento che è questo, ok? Così, e tirate. Deve sviluppare un po' di glutine, ma non troppo. Deve essere elastico. Allora,
il nostro impasto è pronto, come vedete questa è la consistenza, quindi è morbido, non pensate che sia una cosa molto dura. E andiamo a stenderlo con il mattarello e quindi ricaviamo le forme. Intanto abbiamo già preparato una teglia con della carta forno e quindi diamoci da fare. Spessore al di sotto del centimetro, non fatela troppo spessa neanche troppo sottile. Allora, questa è una pasta che risulta abbastanza elastica, quindi date un colpo di mattarello, la stendete sommariamente, quindi la lasciate riposare un 5 minuti in modo che si rilassi, dopodiché continuiamo la stesura e ricaviamo le forme. Ha riposato 5 minuti, quindi procediamo con la stesura. Adesso vedete che l'impasto è meno elastico, chiaramente, si è un po' rilassato ed è molto più semplice. Allora, raggiunto questo spessore che vedete, e quindi siamo a circa mezzo centimetro, andiamo a ricavare le nostre forme. Ed ecco i coniglietti che vengono fuori. Continuiamo così fino a esaurire tutto il nostro impasto. Allora, visto che i coniglietti sono veramente tanti, come vedete stanno già cominciando a lievitare, si stanno gonfiando, ho pensato di realizzare anche delle campanelle, che con la Pasqua ci stanno sempre bene. Andiamo quindi in forno, ventilato, calore dal basso e ventilato, circa 170 gradi per un tempo di un 20-22 minuti. Poi chiaramente ogni forno è un mondo a sé, lo sapete bene, quindi verificate il vostro forno. Ecco i nostri coniglietti e le campanelle, hanno cotto per circa 24 minuti, questo è il risultato, hanno spaccato un pochino come vedete, ma volendo potrebbero essere anche degli asinelli se li mettiamo in questa posizione, guardate sono veramente molto carini. E quindi potete scegliere voi, asinello o coniglietto. Li lasciamo raffreddare, poi un maialino. E comunque adesso ci occuperemo della glassa. Degli albumi che abbiamo utilizzato prima, ne abbiamo conservato 3, ne ricaviamo 2 albumi qui e circa 240 grammi di zucchero a velo, però prima di tutto andiamo a montare questi a neve ben ferma, poi aggiungiamo lo zucchero a velo e facciamo la glassa reale. Ed eccoci qua, cominciamo a lavorare. Montato per bene, quindi andiamo ad aggiungere 240 grammi di zucchero a velo e continuiamo a lavorare per bene finché si sarà sciolto tutto lo zucchero. Allora, piccola nota, adesso ho aggiunto lo zucchero, questo impasto diventerà abbastanza pesante, quindi il frullatore, se avete un frullatore con una potenza abbastanza alta, in questo caso io ne sto utilizzando uno che ha 500 watt, quindi va benissimo, ok, ma se il vostro frullatore è di quelli da 120-170 watt, lasciate stare, fate a mano, oppure usare la planetaria, perché altrimenti vi fonde il frullatore. Quindi cominciamo la lavorazione. Aiutandovi con un pennello andate a ricoprire tutto il vostro dolcetto con la glassa, in questo modo. O volendo tuffatelo. O volendo potete anche tuffarlo, ma sarebbe eccessivo, quindi dopo che avete fatto questo lavoro andate a metterlo a riposo. Ecco i nostri coniglietti, poi volendo potete anche utilizzare qualche perlina colorata argentea, vi consiglio per rendere più elegante il coniglietto, e continuate così finché avrete ricoperto tutte le vostre formine. Ed ecco i nostri coniglietti che vanno a riposo. Adesso dobbiamo aspettare che la glassa solidifichi, sta già cominciando a tirare perché comunque 240-250 grammi di zucchero a velo sono parecchi per 2 albumi, quindi tende a tirare subito. E poi andremo alla prova assaggio. Sono veramente molto molto carini. Guardate questo. Ed ecco i nostri biscottini glassati e asciutti. Non ci rimane che andare all'assaggio. Il coniglietto sta per andare all'assaggio. Ecco l'interno. Se li volete fare più friabili non mettete il lievito, mettete solo l'ammoniaca, ma sono veramente buoni. Provateli e buona Pasqua!